Si è conclusa domenica la 15ª edizione di Euterpe Mediterraneo in Musica con la cerimonia di premiazione e la straordinaria partecipazione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana gestita dall'Istituto Guarnaccia di Pietraperzia, scuola polo regionale per le attività musicali e teatrali. Un'ampia scaletta di brani è stata eseguita dai ragazzi che componevano la banda, come l'Overture tratta dalla Norma, Così parlò Zarathustra, l'esecuzione del brano dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Giorgio Gaber nella canzone Shampoo, dei Queen, Rhapsody in Blue, La Pantera Rosa, Concerto Grosso e brani molto apprezzati dal pubblico presente al concerto. Quindi la premiazione con la consegna dei premi speciali, dati per l'esecuzione del brano tratto dal repertorio classico, quello sull'arrangiamento e composizione originale per orchestra, premio Valle dei Tempi per il progetto musicale interdisciplinare consegnato dal direttore del parco, dottore Parello. Per l'interessantissimo percorso attraverso la musica jazz e il suo linguaggio immediato, proponendo un lavoro di grande coinvolgimento e valenza espressiva. Le peculiarità didattiche delle discipline coinvolte vengono compiutamente espresse, suscitando viva emozione grazie ad una performance degna di merito e ricca espressività. Il premio si consegna alla referente, coordinatrice, viene consegnato dal direttore Parello. L'architetto Parello ha creduto in questo progetto e ci sostiene in maniera considerevole, e senza il suo apporto non si potrebbe fare questa manifestazione che abbiamo, così lo possiamo dire, che è unica al mondo. Lui ci crede, noi ci crediamo e ci siamo intesi su questo, quindi lo ringraziamo veramente di cuore. Devo ringraziarvi per il consueto, ormai sono diciamo qualche anno che organizzate insieme a noi questo evento, che per noi è importante, diciamo, nell'ambito dell'attività didattica che fa il parco. Diciamo, istituzionalmente noi lavoriamo più propriamente sull'archeologia, però diciamo che cerchiamo in una dimensione di valorizzazione del parco estesa di coinvolgere quante più iniziative che hanno, diciamo, un elemento di coerenza con questo sito. La novità di quest'anno è stata l'assegnazione del premio dedicato all'ex provveditore Nicolò Lombardo, prematuramente scomparso, con l'istituzione di una borsa di studio che la famiglia ha deciso di donare annualmente a un musicista meritevole per il proseguimento dei suoi studi. A consegnarlo la vedova del provveditore, professoressa Marchica. Ma volevo ringraziare il comitato, gli amici dell'Euterpe per questo riconoscimento e per questa intitolazione di questo premio, che indubbiamente rivela affetto, ma soprattutto una cosa, che lui ha lasciato una grande eredità di affetti nella scuola agrigentina, ma soprattutto in questi istituti ad indirizzo musicale che sono stato un po' il suo fiore all'occhiello, perché ci ha veramente creduto, riconoscendone la validità culturale, ma soprattutto le possibilità di ricaduta sociale e occupazionale che nella nostra realtà e nel nostro territorio mi sembra veramente importante. E volevo complimentarmi con questo ragazzo che riceverà questo premio, che dal prossimo anno diventerà una borsa di studio che io, i miei figli, la mia famiglia offriremo al ragazzo che lo avrà meritato su vostra scelta, perché possa meglio proseguire il suo corso di studi. Grazie.